Presidente, siamo alla vigilia di un appuntamento, potremmo dire, storico sia per la portata dell'evento che anche ovviamente per l'avversario di turno. Assolutamente sì, è grande orgoglio per il Telimar e per la città di Palermo arrivare a questo livello fra le prime 4 in Italia e giocarsi il playoff scudetto. Purtroppo il cliente è eccessivamente ostico, la squadra più forte al mondo, vorremmo certamente onorare la vasca e contenere i danni. Pensare a colpacci è un po' improbabile perché loro raccolgono i giocatori più forti d'Italia e più forti del mondo, sono la squadra più forte del mondo, quindi ci teniamo ad onorare la vasca e a preparare bene poi la fase successiva, la finalissima per il terzo e quarto posto, la finalina per il terzo e quarto posto, perché Immagine vince con Recco, con tutta la buona volontà che ci si può mettere, con tutto quello che si può di ottimisticamente pensare, è un po' improbabile, devo dire. Ci eravamo sentiti all'inizio della stagione con degli scalini ancora da salire rispetto a quanto accaduto nella scorsa eccezionale stagione. Al termine della stagione, indipendentemente da quello che sarà l'esito di questa Final Four, diciamo, qual è il giudizio se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? No, il bicchiere è pienissimo perché i nostri obiettivi prevedevano di andare sicuramente più avanti in Coppa rispetto a come siamo andati, ma ora entreremo nel merito, e ci proponevamo di arrivare fra le prime 6 immaginando un quarto posto alla fine della regular season come risultato straordinario. La Coppa, la Len Eurocup è venuta meno, ma devo dire che lì la colpa non è stata nostra. Noi abbiamo affrontato i primi 3 mesi senza vasca, senza piscina, allenandoci a Terrasini, giocando tutte le partite di Coppa in trasferta. Abbiamo affrontato le trasferte di Coppa Italia, la prima fase di Coppa Italia, la partita di Anzio di campionato, la prima trasferta di Len Eurocup in Slovenia di 4 giorni e 10 giorni dopo un'altra trasferta di Len Eurocup in Germania, trasferta pesantissima da tutti i punti di vista. Abbiamo perso l'ultima partita di un gol non passando la seconda fase, ma non è dipeso da noi, siamo stati bravi ad arrivare a quel punto comunque in quelle condizioni. Devo dire però uscire dalla Coppa ci ha consentito di concentrarci sul campionato, rientrati in possesso del nostro impianto, prima della vasca scoperta, a febbraio soltanto della vasca coperta, ancora oggi purtroppo senza la GB delle tribune, quindi senza pubblico. Abbiamo fatto veramente il massimo arrivando fra le prime 4. Ricordiamo, arrivare fra le prime 4 d'Italia è un risultato straordinario perché l'Italia è al vertice del mondo, il Settebello arriva sempre primo, secondo, terzo ai mondiali e alle Olimpiadi, quindi attestarsi nelle prime 4 posizioni nel campionato fra i migliori del mondo è un risultato straordinario, soprattutto muovendosi a Palermo con tutte le difficoltà sotto il profilo impiantistico e sotto il profilo del reperimento delle risorse che dobbiamo nel quotidiano affrontare. Ecco, può in questo senso anche sorgere un po' il rimpianto, magari girando l'Italia, girando anche l'Europa, vedendo situazioni dal punto di vista strutturale molto migliori rispetto a quella giornaliera, quotidiana del Telimar, il rimpianto di non riuscire magari a poter competere a pari livelli, soprattutto da questo punto di vista, visto che poi in vasca i ragazzi riescono anche a sopperire, se non anche ad avere la meglio su altre squadre ben più strutturate da questo punto di vista. Allora, la carenza nella fattispecie di impianti o le disfunzioni che abbiamo riscontrato ormai da diversi anni nell'impianto della nostra piscina olimpica comunale, devo dire che ci hanno sostanzialmente motivato e ci rendono la vita sicuramente più difficile, però noi da buoni meridionali siamo molto carichi e riusciamo a compensare queste lacune che abbiamo. È chiaro che in un contesto diverso, mi riferisco con degli impianti all'altezza e non con i 1000 problemi che nel quotidiano siamo costretti ad affrontare. Ricordo ancora una volta abbiamo giocato senza pubblico, noi che siamo la squadra fra quelle di A1, di A2, che abbiamo sempre raccolto più pubblico in tutta Italia, riempendo le tribune con circa 1000 spettatori. Abbiamo giocato tutto l'anno e ancora non sappiamo se giocheremo gara 2 con Recco col pubblico, perché la commissione di vigilanza del pubblico spettacolo si riunirà martedì 2 per valutare l'eventuale rinnovo. Non sono nelle condizioni ideali, così come reperire risorse sia da parte degli enti pubblici che da parte dei soggetti privati qui da noi è certamente molto più complesso, molto più difficile. Siamo però contenti, orgogliosi di essere riusciti a fare tanto, abbiamo dimostrato che si può fare.
Ora la bella scommessa sarà capire se in prospettiva si potrà mantenere questo standard, ma c'è bisogno degli aiuti cui facevo riferimento poco fa, di un main sponsor, delle amministrazioni che intervengono in maniera più importante, oppure se attestarsi su un'attività di centro classifica, di A1, sempre dignitosissima, perché stiamo parlando di un'attività di altissimo livello, che però noi da soli come Telimar non siamo in grado di sostenere, e non è questo neanche lo spirito del nostro progetto. Lo spirito del nostro progetto è quello di aggregare risorse, mettere il nostro, risorse umane, risorse finanziarie, però avere anche un sostegno da tutto il contesto che ne beneficia di questa straordinaria immagine che noi promuoviamo relativa all'intera città di Palermo. E poi per chiudere ci sono anche le soddisfazioni sul piano individuale, in un certo senso, perché in casa Telimar gioca il capocannoniere del campionato Max Irving, ma c'è anche un figlio del Telimar come Davide Occhiona che è finito nel mirino del Settebello. Sì, assolutamente, queste sono ciliegine sulla torta, la classifica un po' con i Max, che è un risultato suo ma è un risultato di tutta la squadra, perché dicevo io, quando è uscita la classifica l'ultima giornata, i complimenti mi hanno fatto tutta la squadra, che hanno messo Max, giocatore straordinario, talentuosissimo, in condizione di segnare tanto, mettendosi al suo servizio. Nel mirino di Sandro Campagna, Davide Occhione, ma devo dire anche Mario Del Basso. Tra l'altro, indipendentemente dall'eventuale partecipazione alle Olimpiadi, sono già stati convocati quest'anno per le Universiadi, che è anche comunque un appuntamento importante, e abbiamo tra l'altro segnalato una serie di giovani palermitani molto promettenti, perché è giusto che a livello di attività di Universiadi vengano attenzionati, quindi un'attività importante con giocatori top player di fuori e con i nostri giocatori locali, su cui abbiamo costantemente investito e sui quali quest'anno abbiamo ripreso nell'attività del vivaio, perché l'obiettivo è quello di ribilanciare in maniera importante verso un DNA locale palermitano la composizione della squadra. Per ora diciamo che abbiamo un 50% e 50%, noi vorremmo nel tempo andarla spostando verso, diciamo, una connotazione prettamente palermitana, e con l'organizzazione societaria che abbiamo, con i bravi allenatori del settore giovanile che abbiamo, possiamo rinverdire i fasti qualche anno fa che sono stati rallentati dalla pandemia, che purtroppo ci ha costretto a rallentare l'attività del vivaio.